C'è questo tiro di Civeriati deviato da Artistico e Torchia riesce ad addomesticare il pallone, poi il tiro di Di Carlo si infrange su un avversario. Al 20° la seconda opportunità, devia Gasparini, si fa sorprendere Artistico dall'errore del difensore Spallino. Un minuto più tardi, su uno dei rari contropiedi riusciti alla SPAL, viaggia Mezzini anticipando Lopez, ma su tutti arriva Sterchel a salvare la sua porta, che allunga ulteriormente a 630 minuti l'imbattibilità. Ancora SPAL in questo buon momento in cui c'è un fallo al limite dell'area di rigore, ha anche protestato la SPAL, ma il fallo è avvenuto fuori dall'area, come indica l'arbitro Franceschini. Calcio di punizione di Civeriati, che ha fatto una specie di contratto con i legni del Menti, è un pallone che si infrange proprio sul 7. Castagna, pallone importante in area di rigore, questo cross, possibilità per Valotti che non riesce a centrare lo specchio della porta, il tiro del numero 7 è abbondantemente alto. Ancora la SPAL in avanti in questa azione che libera sul settore di destra per la conclusione, che è parata a terra da Sterchel, poi Civeriati allontana. E infine Valotti ancora ai limiti dell'area, cerca il tiro, palla che viene ribattuta, poi c'è un braccio ma su un rimpallo, mi pare che la decisione dell'arbitro per proseguire sia più che giustificata. È un braccio invece un po' più difficile nel secondo tempo, che non vi presentiamo per un momento tecnico. C'è questa conclusione di Artistico che sbaglia il gol da 2 passi, poi ci prova di testa Praticò, ma ancora Torchia, estremo difensore della SPAL, protagonista sulla successiva rovesciata di Pellizzaro. Il portiere non ha difficoltà. Ancora Pellizzaro, il suo cross, riuscita a smanacciare poi in 2 tempi Torchia, fa su il pallone, grande protagonista sicuro della gara. Pellizzaro vivace il suo ingresso in campo al posto di Gasparini, sul pallone deviato arriva il portiere a mettere in calcio d'angolo, e al 43° c'è questa punizione deviata. Artistico in qualche momento secondo me è stato frastornato. Sta ritornando, oggi è mancato sulla conclusione, però ha lavorato tantissimo, e oggi volevo soprattutto da parte delle 2 punte impegno fisico, e questo c'è stato, e quindi sono contento delle loro prestazioni. Anche a me è sembrata una grossa realtà, onestamente, non è che abbia fatto molto in avanti, in questo attacco Metraglia non l'ho visto, molto probabilmente perché erano preoccupati di noi e perché la nostra difesa è stata ancora una volta brava. Quando si gioca bene in difesa è spettacolo anche quello, e credo che la nostra sia una squadra che da quel punto di vista riesce anche a dare spettacolo. Ripeto, c'è mancato il gol. E ha deciso per una tattica molto accorta. No, non è questo, non è la questione. Quando una squadra attacca, specialmente fuori casa come il Vicenza, bisogna per forza stare in difesa, se no vieni trafitto. Certamente dopo rimontare è molto difficile, cioè si è cercato di tenerli lontano, di non farli tirarli, farli crossare da lontano, appunto, per cercare che il portiere avesse la meglio, e tirare da lontano dove magari potevano incrociare contro qualche gamba, e il portiere magari evitare che la palla andasse in rete, ma io non rinuncio mai. Diciamo che oggi è una SPAL che si è adeguata alla forza anche del Vicenza. Esattamente, questa è stata la cosa normale che è successo, perché sapevo che il Vicenza era molto aggressivo e che voleva vincere a tutti i costi, anzi avevo detto stiamo attenti perché magari che non perdano un po' la testa, che magari li possiamo infilzare. Ecco, avevo detto anche questo. E fino alla fine io cerco che i miei giocatori vadano al sodo a giocare, cioè non buttano via il pallone in tribuna in gradinata, perché non voglio queste cose. Ma io adesso poi la rivedrò, non ricordo bene cosa. Penso che non sia stato un uomo della barriera, penso che era uno che correva verso la porta per cercare di non farmi calciare a giro, e involontariamente l'ha preso in testa, a portiere battuto. E la prima invece ha preso l'incorso dei pali, niente a me.